Una buona serata telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde, ben trovato nei nostri studi al Sindaco di Padova Sergio Giordani. Buonasera. Sindaco, ho molte tematiche da affrontare con lei in questa puntata, insomma so che le fa sempre molto piacere. Cominciamo però facendo un piccolo passo indietro, possiamo dire che è andata bene a Padova sul fronte del maltempo. Ci siamo lasciati domenica, nella puntata di domenica, in cui insomma già la situazione era un po' delineata, perché la grossa emergenza è stata verso la metà della scorsa settimana. Adesso possiamo dire che insomma Padova ne è uscita bene. Sì, decisamente sì, merito di Bacini che ha fatto per quanto riguarda la regione, Bacini e l'eliminazione, merito dei nostri bacini che raccolgono ovviamente acqua piovana, non certamente ripieni i fiumi, però diciamo è andata bene, un po' meno bene andato sui colli, c'è stata qualche piccola frana in cui come provincia stiamo già intervenendo, però tutto sommato siamo acabata molto bene. L'onda di piena è arrivata alle 5, 5 e mezza di lunedì, non ha creato nessun danno, la parte delicata nostra è Paltana, Bassanello, quella zona lì che è sempre sotto il livello, però insomma siamo acabati senza nessun problema. Merito un po' di tutte e devo dire che anche grazie, perché ogni volta che succede qualcosa i sindaci dei comuni contermini ci avvisano sempre, per cui siamo in emergenza sempre, per cui i volontari fanno un grande lavoro, la protezione civile, Carabinieri che avvisano, per cui è una squadra che lavora, per cui sono stato molto soddisfatto sia per quanto riguarda la provincia sia per quanto riguarda Padova, brave persone che lavorano per la comunità. Sì, perché lei ovviamente oltre che sindaco del capoluogo è anche presidente della provincia, quindi è stata una settimana che comunque quella scorsa il sindaco vi ha visto attivi, presenti, in grande allerta, grande attenzione. Perché eravamo arrivati al limite sull'aspetto della Paltana, per cui era un po' di tensione, c'è sempre, se per caso si allagano case, dobbiamo fare qualche azione in particolare, però è andato tutto bene, sono contento. Vicenza purtroppo è andata meno bene, però so che le zone interrogheranno ulteriormente per fare un altro bacino che costerà 1 miliardo, però ne hanno fatto già 2, penso che il terzo serva, così Vicenza si salva. Allora Sindaco, volevo fare con lei proprio un ragionamento sui bacini di laminazione dicendo 2 cose. Prima però abbiamo preparato un servizio in cui insomma abbiamo riepilogato quella che è stata l'emergenza maltempo che, lo ricordiamo, ha colpito soprattutto il Vicentino e alcune zone della provincia di Padova. Allora agevoliamo questo servizio che proprio tratta anche il tema dei bacini di laminazione. Oggi sono uno strumento assolutamente imprescindibile, lo vediamo e poi ne discutiamo insieme. Vediamo il servizio. Una nuova perturbazione si è abbattuta sul Veneto e le previsioni meteo annunciano per le prossime ore una nuova fase di instabilità, dal pomeriggio sera di martedì 5 marzo e fino alla serata di mercoledì 6. L'acqua caduta la scorsa settimana ha messo in seria difficoltà molte zone del Veneto, soprattutto nel Vicentino e nel Padovano. Precipitazioni eccezionali, sempre più violente e frequenti. Un simile quantitativo giornaliero a Vicenza, ad esempio, non si misurava dal 16 maggio 2013. Anche l'analisi della pioggia scesa in tutto il mese di febbraio è indicativa. Con 300 mm, quello di quest'anno è il più piovoso da quando ci sono dati disponibili, cioè dal 1919. E gli altri picchi si sono verificati nell'ultimo decennio, ovvero nel 2014 e nel 2016. Sono dati che devono fare riflettere sulla necessità, evidenziata anche dal presidente Zaia, di affrontare con urgenza il tema di come scolmare le piene. Il bacino di laminazione di Caldogno, lo abbiamo sottolineato più volte, ha salvato Vicenza e così ritorna sempre più preponderante la necessità di realizzare questi serbatoi temporanei, anche quei 13 bacini che mancano all'appello, che si sommerebbero ai 10 già operativi.
Ma questi interventi richiedono molte risorse, oltre 1 miliardo di euro per l'esattezza, fondi che dovrebbero partire da Roma per la messa in sicurezza del nostro territorio. Ricordiamo anche la grande incompiuta del Veneto, l'idrovia Padova-Venezia, che da sola costerebbe 500 milioni e che rappresenterebbe perlomeno un'opera idraulica a tutela del territorio, canale di sfogo verso la laguna. Anche questo, Sindaco, è comunque un tema su cui riflettere, perché l'idrovia può essere un importante canale scolmatore da questo punto di vista. Padova ha lo scaricatore che abbiamo visto nel corso degli anni quanto ha aiutato, solo per quanto riguarda la città. Un'opera come il percorso, diciamo, dell'idrovia, perché poi il progetto si è arenato, da questo punto di vista di sicurezza idraulica potrebbe essere assolutamente fondamentale. Ha una grande valenza come sicurezza idraulica l'idrovia, non come navigazione, però perché ormai è piccolo, è fuori dalla logica dei trasporti, però come sicurezza idraulica avrebbe, specialmente per la zona industriale, sarebbe una grande risorsa. È che costa molto, per cui la Regione ogni volta chiede allo Stato non dà risorse, 100 milioni, cioè costa una cifra altissima, sono chiuse, sono ponti, è molto difficile da fare, però speriamo che nel tempo arrivino risorse. Intanto si può intervenire con i bacini di laminazione, insomma abbiamo sentito anche nel servizio, l'aveva detto anche lei prima, Sindaco, le cifre sono obiettivamente alte perché stiamo parlando di 1 miliardo di euro per terminare queste opere e mettere in sicurezza il territorio, però poi in questi casi ci accorgiamo di quanto siano importanti. Sì, chiaramente sono risorse che... Questo è Montegrotto, per inciso, che ha avuto un po' di allagamenti. Ha avuto un po' di allagamenti, ma niente di preoccupante, qualche abitazione, però dico, abbastanza tranquilla. Però la Regione deve trovare le risorse dallo Stato, per investire 1 miliardo per Vicenza è importante. Faccio presente che Vicenza fa barriera a noi, perché le montagne sono i primi che vanno a subire danni sotto l'aspetto meteorologico. Adesso le temperature si stanno alzando, in conseguenza la neve è indicata abbastanza, scende, si scioglie, scende e vuol dire tanta acqua. E loro proteggono, tra virgolette, noi. Per cui è importante che Vicenza, anche per se stessa, sia assolutamente protetta dai bacini sgomatori. Devo dire che c'è la nota positiva. Quest'anno, quest'estate, non sarà più il problema dell'acqua, spero, mi auguro. Speriamo, perché da qui all'estate... Abbiamo passato l'estate scorsa terrorizzati perché mancava l'acqua. Le risorse delle falde erano a secco proprio, per cui adesso sono state piogge anche non violente, non particolarmente violente, per cui spero, mi auguro che le falde siano riempite perché l'acqua è vitale. L'anno scorso ricordo che a luglio abbiamo sforato, l'ho già detto, sapete che l'inceneritore o termovalorizzatore è raffreddato dall'acqua del piovere, mancava una settimana, poi dovevamo fermarlo. Per carità, ognuno può pensare come vuole su questo tema, però resta il fatto che dimostra i disagi che crea. Fermare questo, vi garantisco, sarebbe stato un enorme problema. Questa invece che stiamo vedendo è Bovolenta, che a sua volta nell'area golenale, quella più bassa del paese, ha avuto un po' di allagamenti. Ha spesso, purtroppo, volentieri problemi. Ecco, poi va anche detto, per dovere di cronaca, che alcune di quelle case che avete visto allagate sono disabitate, però i residenti dell'area golenale sono stati tutti diciamo, evacuati. Insomma, Padova appunto si è salvata. Spesso volentieri, purtroppo. Sì. L'altro tema, visto che aveva toccato, Sindaco, la questione della siccità, questa è l'altra grande sfida, cioè i bacini di laminazione che devono essere in grado anche di accumulare l'acqua per i momenti in cui poi si va in difficoltà. Su questo forse siamo ancora un po' in ritardo. Non molto, la Regione ha fatto veramente un grande lavoro, obiettivamente. Ha investito parecchi soldi, tante risorse. Bisogna completare, deve necessitare risorse dal governo, cioè 1 miliardo, sono tanti soldi, però è doveroso spendere per la sicurezza sia delle persone, delle fabbriche, delle abitazioni, veramente importantissimo questo qua, deve trovarle. Assolutamente, oggi purtroppo siamo noi, dico purtroppo perché ci troviamo ad affrontare questa situazione, siamo noi che dobbiamo rincorrere quelli che sono i cambiamenti climatici, quella che è la natura che ci chiede il conto, perché purtroppo, noi abbiamo sbagliato tanto nel corso dei secoli. Purtroppo, infatti stiamo cercando di cambiare un po' l'organizzazione per quanto riguarda la protezione civile, essere ancora più veloci perché
cambia nel giro di 3, 4, 5 ore la situazione, per cui i volontari sono bravissimi della protezione civile, ma bisogna essere ancora più rapidi a fare determinate cose, tipo numeri di emergenza. Noi a Padova abbiamo già fatto tutto, perché ho fatto moltissimo, perché vi ricordate, quest'estate abbiamo fatto con il discorso alluvione, sì. Ha fatto una grossa operazione, per cui abbiamo recuperato tantissimi numeri di telefono, per avvisare la gente, attenzione su questo, è importantissimo prevenire, avvisare in modo tale che la gente stia attenta, non mettere le macchine in garage sotto livello perché magari le macchine sono stare fuori, mettere qualche paratia. Sono zone delicate in cui va prestata attenzione massima, e questo vuol dire organizzarsi, perché il tempo è imprevedibile purtroppo. E anche la dimostrazione che il territorio sta cambiando, il nostro modo in cui conviviamo con il territorio deve cambiare. Chiusa questa parentesi, Sindaco, che ovviamente torneremo ad affrontare in futuro se ce ne sarà la necessità, speriamo insomma che non si verifichino eventi calamitosi da qui ai prossimi mesi, ma insomma nel caso poi ovviamente si tornerà a parlare in estate di siccità, perché come detto insomma poi ormai diventano cicliche queste tematiche. Cambiando argomento e venendo proprio a Padova, al capoluogo, è successo un fatto di cronaca che vale la pena raccontare domenica sera nei pressi del campo nomadi di Via Longhin, dove c'è stato un regolamento di conti. Vi facciamo vedere il servizio e anche su questo poi ne discutiamo insieme. Sentiamo. Sarebbe stata una spedizione punitiva la causa della violenta rissa che si è scatenata domenica sera nelle vicinanze del campo nomadi di Via Longhin a Padova. Un vero e proprio dispiegamento di forze dell'ordine e mezzi di soccorso che non è passato inosservato in città. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti intervenuti insieme ai vigili del fuoco, tutto sarebbe nato dopo un diverbio in un bar tra un residente del campo e un cittadino di Mortise, che allora ha optato per farsi giustizia da sé. Tornato a casa ha chiamato a raccolta parenti e amici. Alla guida di 2 camion il gruppo ha letteralmente speronato la casa mobile del suo rivale, ma all'interno vi erano la moglie e i 2 figli dell'uomo, un 35enne. Uno dei 2 figli, un ragazzino di 16 anni, è stato ricoverato per un trauma cranico, ma sono state ore di paura per l'altra figlia, una bimba di appena 2 anni, di cui si erano perse le tracce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il timore era che potesse essere rimasta incastrata tra le macerie della casa mobile. Un paio d'ore dopo il sospiro di sollievo. La piccola è stata trovata all'interno di un altro camper dove si era rifugiata per la paura. I carabinieri hanno rintracciato e denunciato le 3 persone ritenute responsabili di aver messo in atto la spedizione punitiva. Alla base della rissa, secondo gli inquirenti, ci sarebbe una profonda rivalità tra famiglie nomadi di stanza a Padova, un tema denunciato anche dall'opposizione in consiglio comunale. Doveva essere distretto dell'innovazione, oggi è un ring a cielo aperto. Questa è Padova Est, risse tra rom che fanno della illegalità il loro modus operandi. Questi rom devono poter stare in modo temporaneo nelle piazzole di sosta e devono pagare le proprie utenze. Decorso questo periodo temporaneo devono spostarsi. Se sono invece persone, cittadini italiani poveri, è giusto che si mettano in fila e nell'accesso ad una casa popolare, esattamente come fanno tantissimi cittadini italiani. Allora, Sindaco, anche questa è una questione un po' delicata per quanto riguarda la città, anche perché, allora, il fatto specifico, il regolamento di conti che insomma poco ha a che vedere poco ha a che vedere con le diverse famiglie, le diverse comunità rom che ci sono nel territorio, questo è un fatto a sé, però sta di fatto che il tema c'è a Padova. C'è sempre stato, qualcuno del tempo passato ha risolto dando case, senza far nomi, per cui non voglio fare polemiche, non servono. Quando serve si mettono, quando sono in classifica per avere la casa, viene data se la vogliono. Noi cerchiamo di avere un rapporto più umano possibile. Alla base di tutto sono bambini, cerchiamo di farli andare a scuola, cerchiamo di dare anche abitabilità. Moltissimi non accettano l'appartamento, piace vivere nella roulotte, nel camper. E questi sono i casi? No, ogni tanto sono un po' effervescenti, per usare il termine, e fanno i conti tra di loro. Infatti i carabinieri mi hanno informato immediatamente, sono intervenuti, non c'è niente da dire, non voglio sfociare nella polemica
politica non serve a niente, No, vanno certo. gestiti nella maniera più tranquilla possibile, più umana possibile, fa sì che i ragazzini e i bambini vadano a scuola, che è la cosa più importante, e cominciano a essere integrati nella nostra società. D'altronde sono persone che vivono in un'altra maniera, nel senso preferiscono vivere moltissimi, anche se sono in classifica per avere appartamento, preferiscono stare su un camper, su una cosa. D'altronde bisogna cercare di essere concilianti tra le varie. Ad esempio via Ferrero avevamo un grosso problema, che in via Ferrero avevano acquistato del terreno, loro, era di loro proprietà, non edificabile, avevano costruito abusivamente, messo abusivamente delle tettoie, delle cose molto precarie. Ovviamente i cittadini di via Ferrero avevano molto scocciati dalla faccenda, perché loro sono un po' liberi, sono sotto certi aspetti rumorosi e via dicendo. Ci hanno messo moltissimo a spostare, perché non è semplice dire, spostali. Quando sono minori diventa difficile, non si può fare. Ma anche se sostavano in una zona non edificabile e avevano edificato... Niente da fare, quando sono minori si ferma tutto, per cui bisogna trovare l'alloggio per i minori, le condizioni per i minori. Anche se erano in un posto in cui davano problemi, in cui non erano autorizzati a fabbricare. La cosa più semplice politicamente, quando uno fa politica, è dire, mandali via, bisogna trovare la soluzione, perché per trovare bimbi devono essere protetti, minori va sempre protetto, per cui diventa difficile questa cosa. Però Sindaco, a settembre da via Ferrero erano stati spostati in via Longhin, dove c'è già un altro campo nomadi. Sembrava una soluzione temporanea, però sono 6 mesi che sono ancora lì. No, li abbiamo spostati in continuazione, perché oggettivamente abbiamo dei servizi, nessuno li vuole, appunto, perché sono rumorosi, hanno particolari caratteristiche, senza essere razzisti assolutamente. Per cui è difficile che accolgano. Provvisoriamente abbiamo messo l'area del circo, che non si vede, dopo abbiamo messo l'area vicina. Per ora sta andando abbastanza bene. Cerchiamo di intervenire con gli assistenti sociali, cercando che abbiano servizi igienici. È complicato, vi garantisco. La cosa più facile è, come ha fatto in passato, dare case, ma non si risolve il problema, perché dopo si va a mettere in crisi chi abita con loro, perché loro hanno abitudini diverse, per cui non vale la pena. Fermo restando che le case le vogliano, ma al di là di questo... Le case? Fermo restando che le vogliano le case, perché non tutti vogliono andare nelle case. Ma al di là di questo, li lascerete in via Longhin per il momento, sì, anche quest'altro nucleo spostato da via Ferrero? Rimango in via Longhin, vicino. Ma state studiando altre soluzioni? Stiamo cercando altre soluzioni, ma non sembra che sia, non nell'area circo, nell'area a fianco. Non è un gruppo molto numeroso, perché spesso volentieri tra Roma, d'accordo? Per cui bisogna stare un po' attenti a queste cose. Va bene, torneremo ad occuparcene ovviamente se ci saranno ulteriori aggiornamenti anche su questo. Ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo tra pochissimo con la seconda parte del Sindaco Risponde. Rimanete con noi.